4 le serie previste dei 200 rana ragazzi femminili. Per la quarta serie nuoteranno in 3 Silvia Buran, in 4 Martina Penzo, in 5 Chiara Tavian e in 6 Anna Voltan. Siamo in acqua con la prima serie dei 200 rana esordienti a maschi. Il passaggio ai 50 metri più veloce è quello di Alessandro Sperotto, che nuota in quarta corsia, 37,79. Lui ha accreditato del miglior tempo, 2,45,00, al pari del compagno di squadra Cescutti, che nuota in quinta corsia. Siamo intanto alla virata di metà gara, passaggio ai 100 metri. Andiamo a dare un occhio al tabellone per capire quelli che sono appunto i passaggi a metà gara. 1,22,19 per Sperotto in quarta corsia, per lui i suoi secondi 50 metri, 44,40. Menta Marco in seconda posizione ai 100 metri, 43,47 i suoi secondi 50 metri. Poi Andrea Cescutti in terza posizione. Dunque lotta apertissima per tutte e 3 le medaglie in palio dei 200 rana maschili, categoria esordienti A, premiazioni che ancora una volta ricordo verranno effettuate al termine dei 50 farfalla durante l'ultima gara di questo pomeriggio, ovvero i 200 metri d'orso. Passaggio ai 150 metri con 3 atleti sulla stessa linea, Sperotto in 4, Menta in 3 e Quagliu che risale in terza posizione dalla settima corsia. Attenzione però anche Cescutti nelle corsie centrali, davvero sarà un finale incandescente di 200 rana qui al centro sportivo Natatorium di Treviso per questa prima edizione del meeting dei campioni. Abbiamo visto l'Eclos, andremo a vedere tanti altri campioni nel corso di questa giornata, ma intanto concentriamoci sull'epilogo di questa prima serie con la terza corsia di Marco Menta, che va ad imporsi e a vincere i 200 rana con il tempo di 2,50,74. Mattias Quagliu in seconda posizione, 2,52,43, e poi Andrea Cescutti alla medaglia di bronzo con il tempo di 2,52,57. La vittoria Marco Menta.